Domenica 4 ottobre 2020, solennità di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, a Sora la Confraternita del Sacro Cuore di Gesù ha organizzato una giornata di celebrazioni religiose e culturali. Nel pomeriggio infatti si è tenuta nella chiesa di San Francesco la conferenza dal titolo Il Francescanesimo a Sora, insediamenti mendicanti e percorsi vocazionali, tenuta dal professor Lucio Meglio, docente dell'Università degli Studi di Cassino e socio accademico della Società Internazionale di Studi Francescani. Obiettivo dell'incontro culturale è stato quello di ripercorrere la discussione critica sulle fonti francescane a livello filologico e storiografico alla luce di documenti inediti rinvenuti in vari archivi francescani d'Italia, presentando le biografie dei 57 frati minori che nel corso dei secoli la città di Sora ha donato all'ordine serafico. Una presenza lunga secoli che dimostra come la città di Sora sia sempre stata legata a Francesco e al francescanesimo. In questo piccolo incontro ho ripercorso, anche grazie all'interesse della confraternita che ha voluto organizzare l'evento, tutto il dibattito sulla questione francescana, un dibattito lungo secoli che ha visto anche contrapporsi vari storici e che parte dalle prime fonti francescane, ossia la vita di Tommaso da Celano, fino agli ultimi autori che ancora oggi dibattono e scrivono su San Francesco. Oltre alla questione francescana, un focus centrale l'abbiamo dedicato alle figure che nel corso dei secoli la città di Sora ha donato all'ordine serafico, ossia 57 francescani che con il loro operare da Fra Francesco da Sora, morto nel 1331, all'ultimo francescano, padre Michelangelo, nel 1986, ecco, in questo lunghissimo arco di tempo tantissimi religiosi sono andati in giro per il mondo, anche come missionari, per vivere lo spirito francescano. Nel giorno di San Francesco li abbiamo ricordati tutti per rinsaldare un rapporto, una memoria storica che non vogliamo e non deve essere persa. Nonostante le misure anti-Covid, il priore della confraternita Domenico Alonzi ed il parroco di Santa Restituta Don Mario Santoro hanno voluto fortemente celebrare la festività del Santo di Assisi per mantenere viva l'intuizione spirituale di San Francesco, il suo grido di misericordia, perdono e riconciliazione, che soprattutto in questi tempi difficili assume una dimensione sociale che, se abbracciata e seguita, produrrà in ogni persona un profondo senso di pace e di speranza. Questa è una cosa che abbiamo sempre voluto anche con il nostro ex parroco Zeverini, Don Mario Zeverini. Quindi è una cosa che ci dà onore sia alla Chiesa, alla confraternita e anche alla città di Sora.